Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La DIA ha ricostruito le fasi che determinarono l'omicidio di Francesco Maringolo avvenuto il 28 luglio del 2004. A distanza di 14 anni sono stati individuati i mandanti ed esecutori dell'assassinio. Tra le carte dell'inchiesta, denominata Comune Accordo della Procura di Castrovillari, emerge un intreccio di rapporti inquietanti che passa anche attraverso un fitto dialogo telefonico intercettato dai finanzieri. Il commissario Scura potrebbe presto lasciare il suo posto. Il governo ha infatti messo in agenda la sua sostituzione. Difficile che al suo posto possa andare Oliverio e assai probabile la nomina di un altro esterno. I carabinieri del NAS nelle strutture ricettive turistiche del Vibonese, controllate decine di ristoranti e aziende che commercializzano prodotti tipici calabresi. La Calabria si dota di un catalogo per l'alta formazione per mettere in contatto giovani e aziende. Obiettivo: formare professionisti richiesti dal mercato. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la cronaca in apertura fatta piena luce sull'omicidio Marincolo avvenuto a Cosenza nel luglio del 2004. Arrestati gli autori del fatto di sangue. Francesco Maringolo fu ucciso nell'ambito della guerra tra clan in quegli anni nella città dei Bruzzi. Vediamo. Ubiondo, così veniva chiamato Francesco Maringolo, freddato a Cosenza il 28 luglio del 2004. Oggi, a 14 anni di distanza, quell'omicidio ha dei colpevoli. Si tratta di 4 persone già in carcere per i quali la direzione investigativa antimafia ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA diretta dal procuratore Gratteri. Destinatari dei provvedimenti sono Giovanni Abruzzese, Carlo Lamanna, Mario Attanasio e Umile Miceli, ritenuti a vario titolo responsabili dell'assassinio. Già nelle prime ore di quel mattino di sangue, la pista seguita dagli inquirenti fu quella del regolamento di conti tra clan, ipotesi confermata dalle indagini della direzione investigativa antimafia, secondo cui il delitto sarebbe maturato nell'ambito dello scontro in atto in quegli anni tra la cosca Bruni e quella dei Rua Lanzino. Marincolo avrebbe partecipato all'assassinio nel luglio del 1999 di Francesco Bruni, alias Bella Bella. Il boss era fermo a un semaforo in via Popilia quando il comando entrò in azione. Le ricostruzioni investigative, corroborate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno accertato che a colpire mortalmente Marincolo fu il figlio di Bella Bella, Michele Bruni, oggi deceduto, che era a bordo di una moto guidata da Carlo Lamanna, moto risultata poi rubata alcuni giorni prima sul lungomare di Paola. Marincolo non era solo in auto, con lui c'era Adriano Moretti che venne ferito. Indagini complesse, quelle della direzione investigativa antimafia, che hanno consentito di individuare anche i mandanti dell'omicidio e il movente riconducibile non solo alla vendetta da parte della famiglia Bruni, ma anche alla volontà di affermare la supremazia della cosca. Definiti anche i ruoli di ciascun destinatario della misura cautelare eseguita questa mattina dalla DIA. Le indagini e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia concordano nell'individuare il defunto Michele Bruni insieme a Carlo Lamanna quali esecutori materiali dell'omicidio. Giovanni Abruzzese avrebbe partecipato alla progettazione dello stesso in ragione dell'alleanza fra il clan Bruni Bella Bella e quello degli Zingari. Umile Miceli avrebbe avuto il compito di studiare le abitudini della vittima e l'appoggio logistico sarebbe stato assicurato da Mario Attanasio sia nelle fasi precedenti che successive all'agguato. L'operazione della DIA si colloca nell'ambito di una strategia investigativa della direzione distrettuale antimafia per fare luce su una serie di omicidi avvenuti a Cosenza negli anni della guerra tra clan. E torniamo ad occuparci dell'inchiesta denominata Comune Accordo della Procura di Castrovillari. Ebbene, dalle carte emerge un intreccio di rapporti inquietanti che passa anche attraverso un fitto dialogo telefonico intercettato dai finanzieri. Sentiamo. Siccome è stata già sollevata, no? La questione sul appalto per di luce.
Ci cacciamo da un problema, ce ne diamo un altro, non so se tu ne sai. Noi andiamo in galera per il disastro ambientale di una cosa. Ci andiamo perché... Si preoccupavano di finire in galera gli intercettati dell'operazione Comune Accordo condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza su disposizione della Procura di Castrovillari, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 40 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata a turbare appalti pubblici e ad altri reati contro la pubblica amministrazione. Sono 23, 5 in carcere e 18 ai domiciliari le persone arrestate, mentre altre 10 sono state raggiunte da ordinanza di presentazione alla polizia giudiziaria e 7, tutti funzionari dell'apparato amministrativo del comune di Corigliano Calabro, sono stati sospesi dal servizio. Nelle conversazioni captate dalle Fiamme Gialle anche una sorta di presa in giro nei confronti dei finanzieri, che secondo loro non avrebbero mai capito il giro d'affari. Nelle carte solo chi le sa ci riesce a dire, perché sono in parte la finanza quando non ci ha capito niente. Ed invece l'hanno capito e come. Le indagini durate circa 1 anno e 6 mesi hanno consentito di ricostruire le dinamiche relative alla gestione degli appalti pubblici, in particolare nel comune di Corigliano Calabro, delineando l'esistenza di un vero e proprio centro di potere criminale costituito da un cartello di società ed imprese che condizionavano le procedure di gara di aggiudicazione ed esecuzione e beneficiavano dell'atteggiamento compiacente e colluso di alcuni funzionari pubblici, disposto anche il sequestro preventivo di 11 società riconducibili ai promotori e agli organizzatori dell'associazione a delinquere dedita alla manipolazione degli appalti pubblici per un valore pari a circa 9 milioni di euro. L'indagine nasce dalla segnalazione del prefetto di Cosenza fatta al mio ufficio. Ringrazio il prefetto Tomao perché è stato un prefetto di una grandissima collaborazione, estremamente vicino alle forze dell'ordine e alla magistratura, in particolar modo al mio ufficio. È stata una sua segnalazione di una missiva che gli era stata trasmessa al sindaco di Corigliano che riferiva di una cosa strana, diciamo così, che era la presenza delle stesse ditte intorno agli appalti dell'amministrazione comunale. Quindi non era una vera e propria denuncia, però era certamente atipico il modo di segnalare una cosa del genere al prefetto anziché al procuratore della Repubblica. Se fosse stato fatto al procuratore della Repubblica forse avremmo guadagnato del tempo, insomma ci saremmo attivati prima. La sanità cresce la richiesta per la rimozione del commissario Scura. Oggi a presentare interpellanza al ministro Grillo è il parlamentare Francesco Cannizzaro. Sanità al collasso in Calabria, situazione definita da Terzo Mondo. Il colpevole, tutti concordano, è il commissario Massimo Scura, di cui si chiede la rimozione. Il braccio di ferro tra il governatore Oliverio e lo stesso Scura va avanti ormai da anni. Il commissario non se ne cura e procede a colpi di decreti. Ne sanno qualcosa le strutture private accreditate, la cui vertenza è ancora non risolta nonostante scioperi e serrate. Oggi a parlare di una condizione dei servizi sanitari fuori controllo è il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, che ha presentato una interpellanza urgente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute Grillo. Scura va rimosso perché inadatto a ricoprire il ruolo ed è questo che noi chiediamo, scrive nero su bianco il parlamentare dopo aver illustrato i numeri della migrazione sanitaria. Intanto il Ministro Grillo, in una iniziativa in Campania, ha parlato della situazione calabrese, lasciando intendere di non poter accogliere la richiesta del Presidente Oliverio di assumere l'interim della sanità. Si apre la strada per un nuovo commissario? I carabinieri nel NAS, nelle strutture ricettive turistiche del Vibonese, controllate decine di ristoranti e aziende che commercializzano prodotti tipici calabresi. Un territorio che ha nel turismo la sua principale voce di crescita e sviluppo deve garantire servizi efficienti e di qualità, oltre che di legalità. Alla luce di questa considerazione, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ha rafforzato l'impegno dei reparti speciali impegnati nella tutela di settori fondamentali come l'agroalimentare, la ristorazione e la tutela del lavoro. D'altronde, come spiegato nel corso di una conferenza stampa, già significativi sono i numeri dell'attività in questo settore nei primi 6 mesi dell'anno, che hanno visto
162 strutture controllate tra villaggi turistici, ristoranti, aziende agricole e cantieri, che ha portato alla denuncia di 15 persone ed a sanzioni per un totale di oltre 169.000 euro, ben 123 kg di materiale sequestrato, trattandosi di alimenti in cattivo stato di conservazione, e 7 aziende sanzionate. In un controllo dei NAS si verificano tutti gli aspetti che riguardano la genuinità del prodotto, e quindi la conservazione, l'eventuale sofisticazione, l'adulterazione, e quindi il controllo è a 360 gradi è finalizzato alla tutela del consumatore. Non c'è un'emergenza in atto, ma noi ci prepariamo anche per eventuali possibili situazioni di emergenza. Oggi, insomma, la normativa italiana è molto stringente e la ricerca di qualità anche del consumatore è una ricerca molto alta, quindi noi dobbiamo garantirla per tenere fede anche a quello che è il livello di qualità che il nostro Paese esprime. Il territorio calabrese, il territorio della provincia di Vibo è un territorio bellissimo, quindi attrae tanti cittadini da tutte le parti del mondo, quindi è giusto fare dei controlli per garantire a questi la migliore qualità. Un'attività che ancor più che sanzionatoria vuole essere anche di supporto all'imprenditore. Assolutamente sì, il fine del reparto carabinieri di tutela agroalimentare è proprio quello di andare a effettuare dei controlli nelle aziende e insegnare il mestiere dal punto di vista normativo sia nazionale che comunitario a mettersi in regola sulle proprie attività. Quindi noi facciamo una sorta di istruzione all'imprenditore, a chi è in possesso di un'azienda o conduce un'azienda, in maniera tale da dargli la possibilità, tramite la diffida, di potersi mettere in regola dal punto di vista, ripeto, normativo, e poi noi tornare dopo 30 giorni e verificare che l'azienda sia messa in regola. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Beni per un valore di oltre 700.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Fortunato Lo Schiavo, imputato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il provvedimento disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Vibo su richiesta della DDA di Catanzaro. Lo Schiavo venne coinvolto nell'operazione Stammer. Le indagini dei finanzieri hanno dimostrato che il valore patrimoniale risultava sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Sequestrate quote societarie, un complesso aziendale, un fabbricato, un terreno, tutti ubicati nel comune di Mileto, e diversi rapporti bancari e finanziari. Ha tentato di scippare un'anziana senza però riuscirci, provocando la caduta della donna che nell'impatto ha riportato delle lesioni. Un minore di nazionalità romena è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti delle volanti della questura. I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno arrestato 2 uomini appartenenti alla comunità Rom, sorpresi in auto con circa 34 grammi di eroina, suddivisa in 134 dosi, pronte per essere destinate allo spaccio. I 2 noncuranti dell'Alt hanno tentato di fuggire per poi fermarsi dopo aver gettato dal finestrino gli involucri. I 2 sono stati posti agli arresti domiciliari. 960 piante di marijuana è il bilancio della campagna finalizzata alla repressione della coltivazione di canapa indiana condotta dai carabinieri di Mammole e Marina di Gioiosa Ionica. Le piante avevano raggiunto 1,5 metri di altezza e si trovavano in perfetto stato vegetativo, l'irrigazione era garantita. Lo stupefacente avrebbe portato alla criminalità un introito di circa 50.000 euro. Ancora una notizia di cronaca: il magistrato Antonino Scopelliti fu ucciso dall''ndrangheta per fare un favore alla mafia. A dirlo è stato Francesco Norato, reo confesso dell'omicidio di Salvo Lima, che ha deposto in Corte d'Assise a Reggio Calabria nel processo 'ndrangheta stragista. Le cosche calabresi avrebbero ucciso dunque il magistrato di Cassazione per fare un favore a Totò Riina, che temeva l'esito negativo del ricorso contro le condanne al maxi processo di Palermo che avevano decimato capi e gregari di Cosa Nostra. Il pentito nel corso dell'udienza ha detto di non conoscere gli autori dell'agguato costato la vita al giudice Scopelliti, ma che tutto avvenne per uno scambio di favori e non si poteva dire di no. A Gioia Tauro adesso, dove attracca la portacontainer Maia, una nave da 200.000 tonnellate.
Tra le più grandi attraccate nei porti italiani, fatto il suo ingresso nel porto di Gioia Tauro, la porta container Maya della compagnia MSC. Partita dai porti del Far East dopo alcune settimane di navigazione, l'Ultra Large Container, passando per il canale di Suez, ha attraccato alla banchina dello scalo calabrese. Si tratta di un vero e proprio gigante del mare, dotato di stazza di 200.000 tonnellate, con una capacità di trasporto container che ha superato i 19.000 TEU. Tra gli elementi che hanno indirizzato la scelta hanno senz'altro contribuito le caratteristiche tecniche dello scalo gioiese, grazie infatti all'attività dell'autorità portuale, attenta a mantenere alte le performance infrastrutturali, ai suoi profondi fondali che raggiungono i 18 metri e all'ampiezza del canale e alla disponibilità dei suoi piazzali, è possibile ricevere e lavorare contemporaneamente 3 navi di ultima generazione. Per il porto calabrese si tratta di un'ulteriore conferma degli ottimi standard pienamente riconosciuti nel circuito mondiale dei trasporti marittimi. Dopo aver concluso l'operazione di imbarco e sbarco di circa 1000 containers, la MSC Maya si è diretta verso i porti del nord Europa, passando per il canale di Gibilterra. Un'opportunità per i giovani, così è stata presentata dal Presidente Oliverio e dall'assessore Corigliano la manifestazione di interesse per la costituzione del catalogo dell'alta formazione professionale. Dare ai giovani l'opportunità di acquisire nuove competenze è questo l'obiettivo della manifestazione di interesse per la costituzione del catalogo dell'alta formazione professionalizzante presentata nella Sala Oro della Cittadella Regionale. L'istituzione di un catalogo unico dell'alta formazione professionalizzante è stato spiegato nel corso dell'incontro con i giornalisti, a cui ha preso parte il Presidente Oliverio, è volta ad aumentare la partecipazione alle opportunità formative e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza, contribuire alla creazione di reti tra università e mondo produttivo istituzionale, rafforzare le opportunità occupazionali e di carriera dei giovani diplomati e laureati, dare nuove opportunità alla crescita professionale dei lavoratori. Il catalogo sarà rinnovato annualmente e ha il pregio anche di mettere insieme il mondo delle università e dell'alta formazione con il mondo delle imprese e dell'associazionismo, e dando così risposta a quelli che sono i bisogni formativi in tanti ambiti e in tanti settori. Il fatto che poi la Regione si faccia carico di erogare dei voucher per consentire a questi ragazzi di accedere all'alta formazione è un elemento in più e sicuramente consentirà di ampliare la platea dei partecipanti. La Camera di Commercio di Cosenza ha premiato le aziende che si sono distinte nella produzione dell'olio d'oliva. L'oro dei Bruzzi, è questo il titolo della guida presentata dalla Camera di Commercio di Cosenza, un vademecum tra saperi e sapori dell'olio d'oliva. Nel corso dell'evento, giunto alla 5ª edizione, sono state premiate le aziende vincitrici del concorso L'oro dei Bruzzi anno 2018. Premiare un'impresa è sempre una soddisfazione, poi sul proprio territorio, e per questa attività, che penso che sia un'attività molto importante sul nostro territorio, non cosentino ma nell'intera Calabria, e in realtà qualche impresa del genere arriva anche a livello nazionale. Ecco, partire da qui è sempre una grande soddisfazione come Presidente di Camere di Commercio. Io penso che l'olio in Calabria, non solo la provincia di Cosenza, è un olio di eccellenza, è l'olio d'oliva d'eccellenza, l'extravergine, che arriva sulle tavole di tutta Italia ma anche in tutto il mondo. Va molto valorizzato e, come tutte le eccellenze, non c'è bisogno di grande quantità ma di qualità. È un momento difficile dell'economia, non è che ci sono ordini preposti a tutto questo, un po' la politica in generale in Italia, regionale, che si deve riorganizzare per fare più attività. Sono state 35 le aziende che hanno aderito al concorso, 9 i vincitori per le 3 categorie: fruttato intenso, fruttato medio e fruttato leggero. Abbiamo sia l'oliveto di proprietà sia il frandoio di proprietà, quindi seguo personalmente e direttamente tutta la filiera, fino al punto di ottenere gli oli premiati. Quello che ci terrei a dire è che l'azienda Marchesi Gallo punta all'innovazione. Abbiamo organizzato un corso di potatura molto interessante, innovativo, e stiamo puntando a continuare su questa strada. Siamo onorati, e mio zio, di aver ricevuto questo premio, e tanto amore
tanto amore, tanto lavoro e tanta voglia di fare le cose per bene. Nel corso della serata è stata annunciata anche un'importante novità. La Camera di Commercio di Cosenza ha gettato le basi per la nascita di un'olioteca che dovrà rappresentare un momento culturale importante e che diventerà luogo di incontro e di formazione. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Avanza ulteriormente l'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centrale. Ci aspetta dunque una fase di bel tempo con sole prevalente sulla nostra penisola e punte di calore fino a 37-38 gradi sulla nostra regione. Passiamo alle previsioni di dettaglio. Domani sarà il giorno più stabile con cielo sereno ovunque, temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani venti deboli in direzione variabile ovunque, con mare calmo o quasi calmo, tendente a poco mosso il settore tirrenico-reggino e lo stretto, per attivazione di venti moderati da sud. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.